Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa. Naturalmente ringraziamo come sempre l'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine che ci danno e ci permettono di fare questo servizio. Come sempre ringraziamo anche per gli ascolti, moltissime migliaia di persone ci stanno seguendo e questo ci fa un enorme piacere. YouTube, Facebook, ma non solo, anche mail e WhatsApp. Andiamo subito al dunque, prendendo come riferimento oggi 3 giornali, 2 nazionali e 1 locale, quindi Corriere della Sera Veneto, pagina Rovigo e Padova, e La Voce di Rovigo. Cominciamo col Corriere della Sera, la prima pagina naturalmente fa d'apertura scuola, il caos della riapertura, Consiglio dei Ministri nella notte per il decreto sulle restrizioni, weekend in arancione, Londra richiude tutto. Scontro nel governo, deciso il rinvio all'11 e le ragioni vanno in ordine sparso. Mentre il Corriere del Veneto, pagina Padova e Rovigo, scuole superiori chiuse fino a febbraio, l'epidemia, il governatore Zaia ha deciso, solo didattica a distanza, un rischio tornare in classe. Ieri, tra l'altro, 112 morti e 2.386 nuovi positivi in Veneto. Ordinanza della Regione, il ministro Boccia, allora si chiude anche lo sci. Veneto più vicino purtroppo alla fascia arancione. Andiamo all'interno delle pagine, quindi il virus, la seconda ondata, qua siamo sul Corriere della Sera, il governatore evoca la terza ondata, il ministro Boccia, chi chiude le classi chiude anche lo sci, alle superiori rischi maggiori, e allora Zaia chiude le scuole fino a febbraio. Una notizia che di costume, naturalmente salta anche la storica kermesse nel capoluogo veneto, appunto il Carnevale di Venezia, piazze e campi senza maschere né pubblico. A Venezia il carnevale sarà solo social, quindi carnevale addio, eventi solo sul web. E l'assessore appunto del comune di Venezia, niente eventi in piazza, ma non ci rendiamo al carnevale annullato, e vedremo cosa riusciranno a fare attraverso i media o i social. Prevenzione, parliamo sempre di Veneto, somministrato nella nostra regione il 55% delle dosi contro il 26% di media nazionale, fascia arancione sempre più vicina purtroppo, e sta arrivando un nuovo carico di vaccini. Tra l'altro, beffa tra le beffe, sempre un titolo sul Corriere della Sera, mai stata così tanta neve dal 1991, tra l'altro c'è alto il rischio di valanghe, e il governo appunto aprirà uno stato di emergenza e sull'altopiano di Asiago evacuate 2 famiglie. Andiamo sul Corriere Veneto, sulla pagina di Rovigo, ricordando che sul Corriere Veneto, Padova e Rovigo c'è una paginetta striminzita sulla nostra provincia. Quindi presi 23 furbetti del reddito di cittadinanza, il gruppo composto da rumeni senza requisiti aveva falsificato i documenti. La finanza sequestra card e soldi. Hanno cercato di ottenere il reddito di cittadinanza senza averne titolo e presentando false dichiarazioni all'INPS. Nei guai sono finiti 23 furbetti rumeni, tutti denunciati dalla Guardia di Finanza polesana per aver violato il decreto dello scorso anno che istituisce il reddito di cittadinanza, ed ora rischiano da 2 a 6 anni di reclusione. Sempre sul Corriere Veneto, irruzione della questura Rovigo, maxi festa di compleanno nella casa di 50 metri, stangati 18 giovani. E quanto è regolarmente successo domenica pomeriggio, quando la questura rodigina ha sorpreso, intenti a far baldoria, 18 nigeriani tra i 21 e i 35 anni, tra cui 2 irregolari. Inoltre, giusto per aggravare ulteriormente la situazione, 5 di loro risultavano arrivati da fuori regione per l'occasione. Sindacati che stanno protestando per le case di riposo, il Covid non dà tregua, 225 casi nel weekend, decedute altre 5 persone. 118 sono i nuovi infetti certificati solo ieri in Polesine, l'incidenza dei positivi sui tamponi è salita di 1 punto fino al 7,5%. E tra l'altro, parlando dell'opera Pia Bottoni, che è l'RSA di Papozze, ci sono stati 22 positivi rilevati appunto all'opera Pia Bottoni, una delle RSA più critiche. Andiamo sulla Voce di Rovigo, questa è la prima pagina, anche loro aprono con Zaia, niente ritorno a scuola,
Contagio troppo elevato, in Veneto le superiori resteranno chiuse fino al 31 gennaio e come sempre ricordiamo l'editoriale in prima pagina, che è sempre molto pungente e molto interessante. Andiamo appunto la voce di Rovigo sulla pagina web, che sarebbe Polesine 24. Coronavirus, c'è un annuncio del sindaco di Portoviro Mauro Veronese, ci sono 206 persone positive in paese e 12 purtroppo sono ricoverate. Lo dice appunto il sindaco Mauro Veronese, augurando pronta guarigione, aggiornando sull'andamento del contagio in città, come ha sempre puntualmente fatto dall'inizio dell'emergenza. Andiamo anche a Porto Tolle, c'è stato uno sfogo sui social del sindaco Roberto Pizzoli, altre 3 morti di Covid, sono 5 in 20 giorni, è appunto l'affermazione del post di Pizzoli. Il sindaco: ascoltate la scienza, non le cazzate. Lo sfogo di Pizzoli: senza virus non sarebbero morti, rispettate gli anziani e le persone fragili, io non abbraccio mia madre da marzo. A cavallo tra la fine dell'anno e il nuovo anno abbiamo avuto 3 decessi, ancora 3 decessi, con la persona che ci ha lasciato sono 11 le persone che hanno perso la vita appunto nel comune di Porto Tolle. Andiamo sulla nota di costume un pochino più leggera. Sappiamo che domani in molti paesi si sarebbe bruciata la veccia, come diciamo noi in Polesine e in Veneto. L'Oreo non si brucia la veccia, ma una sorpresa non è mancata. Epifania diversa quest'anno in paese. Ricordiamo che era una delle kermesse più seguite appunto l'Oreo. Dopo 36 anni la città di Loreo non vedrà rinnovarsi lo storico Se brucia la veccia, che ha sempre attirato numerosi visitatori, seguito da un emozionante spettacolo pirotecnico. Però bella questa fotografia che abbiamo visto nei social, dove c'è l'immagine della Befana e dove c'è scritto: quest'anno non mi bruciate. Sempre parlando di Befana, bella anche l'iniziativa di Adria, naturalmente con la Befana ormai tra le più famose d'Italia. Comune di Adria, cari bambini e care bambine, finalmente eccoci arrivati all'appuntamento con le fole, e c'è appunto sui social, potete seguire nel comune di Adria, ma anche su Made in Polesine, su leandromaggi.com, le fole della Befana adriese, che ricordiamo domani sarà in diretta per un incontro con il sindaco Omar Barbierato, a meno che, visto ci sono state un po' di polemiche, l'incontro venga saltato. Poi notizie sempre particolarmente non amate. A Taglio di Po 3 nuovi Velox sulla provinciale andranno a costituire il sistema Tutor. C'è una polemica del consigliere di minoranza Renato Pregnolato: così state uccidendo il turismo. L'anno 2021 ci porterà il nuovo vaccino anti-Covid, che dovrebbe riportarci alla nostra vita normale, e questo è il regalo. Ci porterà anche 3 nuovi apparecchi per la rilevazione della velocità sulla strada provinciale che conduce a Porto Tolle e la zona marina. C'è nell'articolo della Voce una nota polemica: questo è il regalo che il sindaco Siviero e la giunta hanno deliberato prima di Natale, per tentare di dare respiro ai conti pubblici dell'intero anno di mandato elettorale. Pensiamo che forse il Tutor l'hanno messo per evitare che appunto in quella strada provinciale, dove le velocità sono molto sostenute e purtroppo molte persone sono morte per incidenti mortali, non serva solo per fare respiro ai conti pubblici, ma soprattutto per prevenire eventuali incidenti mortali. Poi Papozze, ne abbiamo parlato prima con il Corriere della Sera Veneto: mancano gli infermieri per fare il tampone, il personale della casa di riposo resta fuori dal cancello. La situazione segnalata dai sindacati, e quel che è più grave è che vengono sgridati i lavoratori. In questo caso le scelte organizzative e di taglio di personale perpetrate in questi ultimi 2 anni hanno fortemente aggravato la situazione, soprattutto per il personale infermieristico. Andiamo su sport, calcio Serie D. Ricordiamo che ci sono 2 squadre che militano nel campionato Serie D, Adriese e il Delta. Troppi positivi nel campo d'Arsego, gara col Delta rinviata. La sfida, il programma mercoledì 6 gennaio tra le 2 compagini, è stata rinviata a data da destinarsi. A farne le spese questa volta quindi è
la società padovana del Campodarsego, primo avversario del Delta del Porto Tolle. Poi, per chiudere, 3 post che a me hanno fatto veramente pensare e anche sorridere. Enrico Mentana, che dice: e così studenti e loro famiglie, insegnanti e personale scolastico vengono a sapere di prima mattina che le scuole non riapriranno dopodomani, ma lunedì, forse. Non si sa che ora, né se in presenza o a distanza. Università non pervenute e quindi da Babele è tutto linea allo studio. Poi c'è un bel post del mio amico Renzo Padoan dove scrive: ma le scuole sono aperte o chiuse? Sono socchiuse. E per finire un altro post che abbiamo trovato su Facebook, Filippo Fusetti, che dice: quando ero ragazzino vedevo tanti film di fantascienza dove nel 2000, nel 2010, nel 2020 si vedevano cose strepitose, macchine che volano, teletrasporti vari. Beh, ora siamo nel 2021 e le uniche cose che vedo realmente sono i miei che volano e girano come non ci fossero domani. Buon 2021 a tutti. Con questo naturalmente vi salutiamo, ci vediamo domani per questa ormai consueta rassegna stampa da Leandro Maggi, da tutto lo staff di Promozione Italia e Made in Polesine. È stato veramente, come sempre, un piacere stare con voi. Ciao ciao!